dalle rivalutazioni da fame, lasciatemelo dire, pensionati, impoveriti ma non fiaccati, sempre pronti a dare il loro contributo per la difesa della Costituzione, dei diritti e dei contratti che hanno contribuito a realizzare, pensionati a cui vogliamo dire grazie. La FIOM non è isolata perché è parte integrante della CGIL, ne approfitto per prendere le distanze da quegli imbecilli che ieri hanno fischiato la Camusso. Quelli non sono con noi, lavorano per Berlusconi, sono il 12° uomo in campo per Berlusconi. La FIOM non è isolata perché è sostenuta dalle Camere del Lavoro, da tante altre categorie, è sostenuta da tante forze politiche e sociali che non vogliono arretrare, che non vogliono precipitare nel 1800, che hanno capito che oggi tocca ai metalmeccanici l'onda dell'umiliazione, domani tocca a loro lo scambio, lavoro senza diritti, lavoro senza dignità, lavoro senza democrazia. Marchionne, Sacconi, noi non siamo isolati, siete voi che vi siete rinchiusi nel palazzo, che avete abdicato al vostro ruolo, che non avete l'autorevolezza per fare quello che facciamo noi, stare in mezzo alla gente, fare seriamente il nostro mestiere. Provateci voi, senza essere travolti dalle contestazioni, a fare quello che facciamo noi. Uscite dal palazzo, abbandonate l'arroganza e il ricatto, rispettate il giudizio di coloro che faticano, che dissentono, che hanno scelto la FIOM, che vogliono essere rappresentate dalla FIOM, che vi piaccia o no. Dottor Marchionne, la smetta con l'arroganza, riapra la trattativa, rispetti coloro che con il loro lavoro le consentono di guadagnare 1070 volte quello che guadagna un lavoratore metalmeccanico Fiat, e mi creda, con tutto il rispetto, lei non vale 1070 lavoratori della Fiat. Sia coerente, le regole della produttività valgono anche per lei, produca nuovi modelli, venda macchine, rinuncia ai guadagni facili, quelli che derivano dalle fluttuazioni di borsa. Se non lo fa, anche lei fa parte di quella schiera di persone che predicano bene, razzolano male. Vergogna! Ministro Sacconi, rispetti il lavoro nella catena di montaggio, perché 10 minuti in più in catena di montaggio sono cosa diversa. Un ministro della Repubblica dovrebbe saperlo. Dai festini organizzati dal suo amico Berlusconi nella casa di Arcor. Vergogna! Rispetti coloro che con il sudore della fronte pagano le tasse, pretendono il funzionamento delle istituzioni e rivendicano la giusta dignità. Quelle persone esigono un ministro super partes, non un ministro fazioso che nega le ragioni di una parte, palesemente piegato alle ragioni del padronato, che esulta di fronte alle violazioni dei contratti, delle leggi e dei principi costituzionali. Vergogna, lei non è pagato per fare questo. Guardate, in questi giorni abbiamo assistito alla saga del paradosso, non ci hanno risparmiato niente, hanno fatto l'elenco dei buoni e dei cattivi, hanno fatto l'elenco dei conservatori e dei modernizzatori. Udite, udite, noi siamo conservatori, loro sono modernizzatori. Noi della FIOM e della CGIL saremo conservatori perché difendiamo il contratto nazionale, saremo conservatori perché difendiamo i principi costituzionali, saremo conservatori perché difendiamo il diritto alla libera associazione, il diritto di sciopero, il diritto alla salute, saremo conservatori perché non vogliamo la derogabilità in peggio delle leggi e dei contratti, saremo conservatori perché difendiamo i diritti disponibili, saremo conservatori perché diciamo che i diritti di base devono essere uguali per tutti, lavoratori del nord e lavoratori del sud. Saremo conservatori perché difendiamo la dignità dei lavoratori metalmeccanici, del mondo del lavoro. Saremo conservatori perché difendiamo il diritto dei lavoratori di eleggersi i propri delegati sindacali. Saremo
Siamo conservatori perché difendiamo sempre, non solo quando lo dice Marchionne, il diritto dei lavoratori di esprimere un giudizio vincolante sulle piattaforme e sugli accordi che li riguardano. Gli altri, Marchionne, Sacconi, Berlusconi, sarebbero modernizzatori. Peccato che per modernità intendano la cancellazione dei diritti del contratto. Chi si ammala in Fiat dal 2011 perde una parte della sua retribuzione. Si riducono del 25% le pause fisiologiche di chi lavora in catena di montaggio. Viene triplicato il lavoro straordinario obbligatorio da effettuarsi di sabato e nei giorni di riposo. Si introducono turni di lavoro di 10 ore. In caso di ritardo produttivo si mette in discussione la possibilità di fruire della pausa refezione e della pausa pranzo. Se non rispetti le clausole di responsabilità, le clausole vessatorie, puoi essere licenziato per giusta causa. Non si può scegliere liberamente il sindacato a cui aderire. Solo quelli che firmano gli accordi in deroga possono beneficiare dell'agibilità sindacale. Non si possono più eleggere le RSU, i delegati vengono designati dai dirigenti esterni. Per loro la modernità è questa: lavoratori isolati, umiliati, sotto ricatto, senza diritti, feriti nella dignità. Per loro modernità significa precarietà perenne e libertà di licenziamento. Ci facciano la cortesia, per favore qualcuno si assuma l'onere di spiegare a Marchionne, a Sacconi, che quello che propongono loro non è la modernità, propongono il medioevo, propongono di trasformare le aziende in curtes medievali, dove prevale la legge del padrone, dove tutto può essere derogato, chi si ribella può essere licenziato.